L'ultima settimana è stata una settimana intensa, è un Natale che è partito un po' col piede lento, così la gente oggi spende in maniera diversa, si informa e dopo spende, però comunque abbiamo visto che le nostre attività hanno avuto un bel risultato, specialmente questi ultimi 2 giorni qua, perché vediamo tanta gente con i sacchetti e con le borsette in mano, vuol dire che entrano nei negozi, che fanno acquisti e regali a Natale. È una tradizione importante per il nostro territorio, quindi noi siamo moderatamente però positivi. Non si sbilanciano troppo i commercianti, ma sorridono guardando al Natale 2024. Positivo il commento di Ascom e anche i dati forniti dall'altra associazione di categoria, Confesercenti Veneto Centrale, dicono che la spesa complessiva in provincia di Padova sarà di 146 milioni di euro, stabile rispetto all'anno scorso per un budget di 225 euro a testa. Efficace, inoltre, la campagna che invitava a comprare i propri doni nei negozi sotto casa. Abbiamo riscontrato che effettivamente, forse anche dallo scotto che hanno avuto l'anno scorso, che i regali sono arrivati in ritardo, quelli ordinati via internet, e quindi quest'anno è stato preferito il negozio di vicinato, che è sempre una garanzia dove tu puoi trovare il servizio, puoi trovare la qualità e poi anche se c'è qualche tipo di difettino così, puoi andare là e cambiare il prodotto. Le associazioni di categoria auspicano per il 2025 pace e stabilità. Noi chiediamo soprattutto un po' di serenità e pace, soprattutto che queste guerre abbiano fine, perché noi abbiamo bisogno di essere imprenditori propositivi, che pensano alla propria impresa, che pensano ai loro dipendenti,